Buonasera dal Palabianchini, 23esima giornata di Serie A, Lynx Latina contro Real Rieti, derby tutto laziale. Andiamo alla lettura delle formazioni con il Latina che schiera col numero 12 Menichela, 13 Rabel, numero 8 Schleder Maurizio, 14 Gilou, 80 Jander, 28 Gomez, 21 Greco, 19 Vives, 88 Miserina, 55 Annunziata, 3 Aiello, 17 Palmeggiani, 20 Lo Cicero, 22 Sportoletti, tecnico il signor Lorenzo Nitti. Tanti auguri a Lorenzo Nitti che si è laureato ieri. Risponde Rieti con numero 1 Pandolfi, 3 Bucci, 4 Guadagnoli, 7 Romano, 10 Iavironi, 18 Relandini, 19 Jelovcic, 11 Rafael, 22 Tondi, 27 Rizzi, 29 Titon, 77 De Luca, 20 Fortino, 15 Luca Ian. Il tecnico è il signor Jeff insieme all'altro allenatore Carlo Cundari, l'arbitro il primo è il signor Giovanni Vitolo Ferraioli della sezione di Castellammare, il secondo Vincenzo Canistra della sezione di Catanzaro. Il crono sarà diretto da Pasquale Giaquinto della sezione di Ostia Lido. Tutto pronto per l'inizio del match, abbiamo già i quintetti di questa partita. Il Latina che deve fare a meno di Maggi che ha avuto un attacco influenzale, non sarà della partita, schiera col numero 12 Menichela, 3 pali Rabol, Jander, Gomez, Johnny e Lo Cicero a completare il quartetto di movimento. Risponde il Rieti con Tondi 3 pali, Rizzi, Titon, Luca Ian e Iavi Roni. 4 assenze anche per il Real Rieti, andremo a scoprire tra poco. Rieti che attaccherà da sinistra verso destra in questa prima frazione di gioco, il Latina da destra verso sinistra. Tutto pronto per l'inizio, si attende solo il fischio d'inizio del match. Ovviamente settimana molto difficile per il Latina per tutto quello che si è detto, che si è scritto. Dopo la vicenda La Starza Montemurro, inutile tornarci sopra. Qui parliamo solo di futsal giocato, derby importantissimo per Rieti che ha una partita in meno e alla ricerca di un'altra vittoria per restare in scia di Acqua e Sapone e Pesaro. Rieti che tornerà a giocare martedì in casa con l'Arzignano in recupero della 21esima giornata. Latina che cerca punti per la salvezza, ovviamente periodo non facile per la squadra di Lorenzo Nitti dopo che gioca un ottimo futsal, poi non riesce a portare a casa i punti, soprattutto col CMB, partita in bilico sul 2-2, poi la vittoria della squadra di Scarpitti. Intanto inizia la partita con il tocco sbagliato da parte di Jander, rimessa quindi per il Rieti. Massimo De Luca, Rafinha, ovviamente Rizzi e Rafinha il numero 27. Intanto De Luca ancora per Rafinha, palla sul destro va da Luca Ian, grande colpo di mercato del Rieti proprio al gong al 30 dicembre nella chiusura del mercato estero arrivata dal Cartagena. Intanto il destro di Jander, poi Rabol, ancora Tondi, primo squillo del Latina. Ancora Latina, Johnny sbaglia, c'è Rafinha, ottimo intervento di Tondi che ha salvato il punteggio. Riparte il Rieti. Luca Ian, Massimo De Luca, torna da Tondi, lancio lungo di Tondi per Luca Ian che la tiene, prova la rovesciata, c'è Menichella. Latina con Lo Cicero, Rabel ad un passo poco fa dall'1-0, il destro addosso a Luca Ian, subito partita dai ritmi altissimi sia il Latina e poi Rieti. Ottima parata di Tondi, doppia parata di Tondi, poi l'acrobazia di Luca Ian. Intanto va via Lo Cicero, il tocco e di Titon, arrivato anch'egli dal Genova, dalla finestra di mercato, ha giocato l'ultima partita col Genova proprio qui al Palabianchini, ha realizzato anche una doppietta decisiva per la vittoria dei liguri qui al Palabianchini prima di trasferirsi al Rieti.
messa dal fondo intanto per la squadra di Geffe. Rafinha, Massimo De Luca, ancora Rafinha, tocco per Lucayan, stop di petto di Lucayan che poi torna da Rafinha, attaccato da Jander. Titon, Lucayan di prima per Rafinha, Lucayan, Rafinha, il tocco è per De Luca che per poco non veniva anticipato, rimessa per il Rieti. De Luca, Rafinha, Titon di prima, De Luca per Lucayan, prestato da Rabel, torna da De Luca il mancino, la deviazione di Jander, primo calcio d'angolo per il Real Rieti. Andrà De Luca a battere. Palla fuori, Lucayan al volo, addosso a Johnny. Va via, intanto Titon, ancora Titon, accelera il destro e il gol di Titon al terzo minuto. Grande accelerazione da parte del numero 27, Rieti è in vantaggio qui al Palabianchini. Per il Real Rieti Titon, situazione Links Latina 0, Real Rieti 1, siamo nel primo tempo. Titon sblocca il punteggio, grande accelerazione da parte dell'ex Genova. Intanto Johnny va via, ancora Johnny, anticipato da De Luca. Squillo anche rimessa ancora per il Latina. Palmegiani, il destro, tondo in due tempi. Lancio lungo ancora per Lucayan che ovviamente la tiene, attaccato da Palmegiani. Ancora Rafinha, si accentra Rafinha, tocco sotto, sbagliato per Lucayan. Settimana prossima che si giocherà in Serie A per i quarti di finale di Coppa Divisione con il Rieti che ospiterà il CDM Genova per tentare di difendere il titolo. La squadra laziale ha vinto l'anno scorso la Coppa Divisione in casa del Pesaro ai calci di rigore. Intanto Johnny, il tocco di Lo Cicero per Palmegiani, Titon fa buona guardia, De Luca di prima per Lucayan, ottima pressione prima di Lo Cicero, poi di Palmegiani, recupera palla Latina, ancora Palmegiani, fallo di Lucayan. Intanto problemi, non riusciamo a capire per chi. Ovviamente un giocatore del Palmegiani che è rimasto a terra dopo lo scontro con Lucayan. Rieti che viene da 8 vittorie consecutive, squadra di Geffe non ha giocato
2 settimane fa contro l'Arzignano, partita che si recupera martedì. Rieti che è sempre lì, può agguantare l'acqua e sapone, che domenica ha perso sul campo del Pisaro. Intanto è entrato Tony Vives, il destro di Rabel, la deviazione che non c'è stata di Johnny, palla sul fondo rimessa per Fabio Tondi. Ecco l'estremo difensore ex Sandro Abate, ha iniziato la stagione col Kame Dosson a dicembre insieme a Tornatori, gli acquisti del Rieti, insieme anche a Luca Ian e Titon. Intanto Lo Cicero di prima per Rabel, che serve Tony Vives, ottima interdizione di Luca Ian, poi addosso a Rabel c'è Lo Cicero. Johnny, siamo al 4° minuto, la recupera Rafinha, parte Rieti, Rafinha il destro addosso allo Cicero, c'era anche Luca Ian che si era sovrapposto, non l'ha visto Rafinha, rimessa in zona d'attacco per il Rieti. De Luca, palla fuori per Rafinha che se la porta sul destro. De Luca 1 contro 1 con Johnny, torna da Rafinha, ancora Massimo De Luca, l'ex capitano del Lollo Caffè Napoli. Va da Tondi, lancio lungo per il suo collega Menichella, riparte il Latina con Rabel, esterno destro per Johnny, recupera Fortino. Ancora Johnny dopo l'errore di Titon, poi sbaglia il passaggio di ritorno per Rabel e quindi si riparte con una rimessa. Ancora Johnny che anticipa Titon. Fortino che è il capocannoniere del massimo campionato nazionale con 23 gol, 21 Borruto, 21 Sanna, 20 Villalba. Ieri nell'anticipo la Nene ha perso lo scontro diretto con Lido di Ostia, che sta vivendo davvero un ottimo periodo, che vola a 24 punti, a +9 dalla zona rossa del play-out. Ultimo campionato dell'altra compagine laziale. Intanto Lo Cicero sbaglia e il destro di Titon con la parata di Menichella. Rieti ad un passo dal 2-0. Ottima risposta dell'estremo difensore classe 2000 dell'Inx Latina. Calcio d'angolo, c'è Jelovcic, altro ex giocatore del Napoli. Palla fuori, Fortino al volo, la parata di Menichella, poi Jander evita il 2-0 dopo il tentativo di Iavironi. Ricordiamo che non siamo solo in diretta su PMG Sport ma anche su Repubblica. Jander, Gilot assente contro il Pesaro. Johnny, ricordiamo che manca Maggi. Rabel, il destro, Tondi in spaccata, la sfera torna a Gilot, c'è Johnny, ancora Gilot, se la porta sul destro, palla per Johnny Gomez. Rabel, anzi Jander, Rabel, Jander, da lontano sono uguali Jander e Rabel, siamo in una postazione molto alta. Rabel, Johnny sulla porta sul destro, la giocata di Rabel, poi c'è Tondi, Jelovcic, il mancino intercettato da Gilot, rimessa per il Rieti. Quando siamo entrati nel 6° minuto di questo primo tempo il match si è sbloccato al 2° con Titon, un cost to cost davvero spettacolare. Jelovcic intercetta Jander, c'è anche Gilot. Jander va da Gilot che da solo, Gilot torna da Jander, ottimo il recupero di Jelovcic che evita che Jander calciasse in porta. Rimessa in zona d'attacco per il Lynx Latina con Gilot. Johnny va da Jander, capisce tutto Jelovcic, riparte il Rieti. Ancora Fortino che va via, il mancino, la deviazione di Johnny. Terzo angolo per il Rieti.
Palla per Fortino, anticipato da Maurizio. C'è Jander che voleva Johnny, che poi lascia il posto ad Alessandro Aiello. Rafael Jelovcic, Javironi, imbucata, sbagliata per Fortino, rimessa dal fondo per il Latina. Aiello, Maurizio, lungolinea addosso a Fortino, ancora una rimessa in favore del Latina. Aiello, Maurizio, ancora Gilot, Maurizio, tercetto di Fortino, ultimo tocco del capitano De Rieti. Ancora Maurizio, Aiello, palla sul mancino, torna dal numero 8 nerazzurro. Aiello, va da Gilot. Aiello, Maurizio, ancora Aiello, Gilot, 1 contro 1 con Fortino, va via Gilot, palla al centro e il gol di Jander, il pareggio del Latina al 7º, ancora Jander. Il pareggio di Jander, sempre più protagonista con la maglia dell'Inx Latina. 7ª realizzazione per il portoghese, arrivato a dicembre. Intanto Gilot recupera, anticipa Fortino, poi sbaglia, c'è Rafael, c'è anche Fortino, passaggio sbagliato da parte di Rafael. Ottima l'uscita di Menichella, tra gli applausi del Palabianchini, che fa sentire tutto il calore alla squadra del presidente La Starza. Intanto Jelovcic e la gol del Rieti con Franco Jelovcic, nuovamente in vantaggio il Rieti. (2-1) per il Real Rieti, Jelovcic. Situazione 2-1, vantaggio. Gran gol dell'ex Napoli che batte Menichella. Rabal, Lo Cicero. Rabal torna da Lo Cicero. Aiello. Ottima l'imbucata, poi sbaglia Lo Cicero. Ci prova Fortino, Menichella salva poi Rabal. Ancora Rabal, recupera palla, ottimo l'intervento di Fortino ancora. Dopo il suggerimento di Jander, intanto l'interno destro di Tondi che si spegne fuori. Menichella, lancio lungo per Rabal che non riesce a calciare bene. Jelovcic, Rafael 1-2 che non si chiude grazie a Jander. Ancora Rieti, Jelovcic, l'autore del momentaneo 2-1 da parte della squadra di Geffe. Ancora il numero 19, punta Lo Cicero, se la porta sul mancino, lo prova, poi Rafael, Menichella. Jander va via, ancora Jander, recupera Jelovcic, Fortino e Rafael si divora il gol del 3-1 praticamente sotto porta. Grossa occasione per il Rieti di andare sul doppio vantaggio, 11:30 da giocare, 2-1 per la squadra ospite. Ancora Greco, sbaglia rimessa per il Rieti. Fortino anticipato dallo Cicero, si fa anche male.
Tanto rientra Luca Jan, rientra anche Titon, escono Fortino e Rafael, numero 11, che poco fa ha avuto la clamorosa chance di portare Rieti sulla 3-1. De Luca, Luca Jan, ancora De Luca, ancora Luca Jan, possesso della Rieti, Luca Jan, Rafinha, De Luca, Titon lasciato solo e non è una buona idea. Intanto Greco anticipa Luca Jan, poi spara addosso al numero 15, la recupera Titon, che però torna da Tondi. De Luca, l'imbucata per Luca Jan che si gira, il mancino, palla al centro, Lo Cicero anticipa De Luca, riparte in Latina con Rabl, c'è Lo Cicero, sovrapposizione di Greco, il destro di Lo Cicero deviato da De Luca, poi Rafinha completa il rinvio, ma c'è Luca Jan che tenta il colpo sotto, debole, c'è Menichella, soprattutto basso, quindi Greco. La giocata di Lo Cicero con l'intervento di Rafinha. Lo Cicero, Rabol il destro addosso a Titon, l'ultimo tocco è del 29 del Rieti. Rimessa in zona d'attacco per la squadra nerazzurra, 10:21 da giocare. Rabol, battuta pessima da parte di Greco, quindi controfallo, Rieti in possesso. Luca Jan, l'intercetto di Lo Cicero, riparte Johnny, Rabal, il mancino, palla al centro, intervento di Titon che salva Tondi. Lo Cicero, palla fuori, Johnny sul fondo, ma c'è stato il fallo da parte di Rabal e time out per Geffe quando mancano esattamente 10 minuti al termine del primo tempo. Si riparte con Rafinha, palla per De Luca, imbucata per Luca Jan che si girava via. Luca Jan, palla al centro, il tacco di Lo Cicero, la sfera torna a Titon, c'è Rafinha, ancora Luca Jan che va da Tondi. Luca Jan, palla sbagliata, Menichella lascia scorrere. Lancio intanto per Rabl che non la tiene, sbaglia il primo controllo e regala una rimessa a Rieti. 9:31 al termine del primo tempo, 2-1 per il Rieti. Titon, l'autore dell'1-0. De Luca, Rafinha, ancora Massimo De Luca, Titon, Luca Jan, De Luca, pressato da Johnny, torna da Luca Jan che punta Lo Cicero, una zona molto pericolosa del campo, poi c'è Rafinha, pressione altissima della Latina. Luca Jan, lancio lungo, colpo di spalla da parte di Johnny che riparte. Gianluca Greco, Rabl, 8:50, possesso Latina. Johnny,
giocata di Greco, c'è Johnny, ancora lo Cicero, palla per Johnny, Greco pressato da Rafael, fallo, il primo da parte del Real Rieti. Il destro di Rabal con la risposta da parte di Tondi. Greco, lo Cicero, Palmegiani, punta a Titon, il destro troppo schiacciato, palla sul fondo. De Luca, Titon, punta a Palmegiani, Rafinha, De Luca, ancora Rafinha di prima, passaggio sbagliato. Palmegiani, lo Cicero, intercetto di Titon, Johnny, lo Cicero, va via Johnny, 1-2 con Palmegiani, ottimo l'intervento di De Luca, riparte Rieti con Rafinha, ancora per l'ex Napoli che va da Tondi, pressione altissima ancora del Latina, lancio sbagliato di Tondi per Menichela con gli applausi del tecnico Nitti. 7:40 al termine del primo tempo, 2-1 Rieti. Giroud, lancio sbagliato da parte del numero 14. De Luca, Titon, punta a Giroud, non lo salta, numero 14. Ultimo tocco il suo. Jelovcic, Rafinha, pressato da Palmegiani, ancora Jelovcic, punta Johnny, il numero 19, l'autore del 2-1. Splendida palla per Lukajan che viene attaccato da Lo Cicero, ancora Jelovcic, poi il destro di Rafinha, l'intercetto di Palmegiani, poi Johnny con esperienza spara addosso al numero 19 del Rieti e guadagna una rimessa. Lo Cicero, palla per Palmegiani, arriva il fallo credo di Rafinha, sì, fallo di Rafinha su Palmegiani che lascia anche il campo a Rafael. Giroud, Johnny, sbaglia il passaggio per Lo Cicero e regala di fatto una rimessa al Real Rieti. Rafael, Jelovcic, Lukajan, l'intercetto di Giroud, Johnny, Giroud, lancio per Palmegiani che non la tiene. Iavironi, Jelovcic, passaggio intercettato da Giroud, c'è Palmegiani, il destro addosso a Rafael, rimessa in zona d'attacco per il Latina. 6:38 al termine del primo tempo. Palmegiani alla battuta, Johnny, Giroud, tunnel su Jelovcic, torna da Lo Cicero, poi Johnny, ancora Palmegiani sull'auto di destra, Giroud, Lo Cicero, ottimo passaggio per Giroud che di prima va da Johnny, sovrapposizione di Palmegiani che viene premiata, doppia risposta di Tondi.
calcio d'angolo per il Latina, anzi no, l'ultimo tocco è stato di Palmegiani secondo il secondo arbitro. Canestra, rimessa dal fondo, non è d'accordo Palmegiani, intanto Tondi è ancora accasciato, vedo una pallonata in petto l'ex portiere della Sandro Abate. Iavironi, Rafael, lungolinea per Fortino, pressato da Lo Cicero, torna da Jelovcic, intanto ancora Rieti, Fortino, Jelovcic, 1-2 che si chiude, Rafael, Menichella, ottimo intervento, e poi Palmegiani addosso agli Avironi, c'è Lo Cicero che spara via. Iavironi sbaglia, c'è Johnny, ancora Johnny, palla al centro, Iavironi recupera ma la sfera resta lì, ancora Johnny addosso agli Iavironi, calcio d'angolo, ha rischiato tantissimo il numero 10 del Rieti. Johnny, Lo Cicero, Gilot, Jander, 1-2 che si chiude, ancora Gilot, Lo Cicero, Gilot, Johnny, punta agli Avironi, ancora Johnny, l'ultimo tocco è di Iavironi. Jander, Johnny va via, ancora Johnny, entra in area, Johnny, Tondi. Ottima risposta del portiere del Rieti. Ancora la tira in avanti, 5 minuti al termine del primo tempo. Lo Cicero, Rabel, punta Fortino, torna da Johnny. Jander, Rabel, Jander, Tondi in calcio d'angolo. Latina sta giocando un'ottima partita fin qui. Lo Cicero, palla fuori, Johnny addosso a Fortino, rimessa dal fondo per il Latina con Menichella che innesca Rabel. Jander, Rabel, Johnny, Lo Cicero, ancora per Johnny, pressione di Fortino, recupera palla Fortino che torna da Rafael, punta Johnny, ottimo l'intervento ancora di Lo Cicero che anticipa Fortino, riparte Rabel, alla per Jander, anzi Jelocic, Fortino, Iavironi, recupera palla Rieti con Jelocic che punta Rabel, poi va da Tondi che avanza, Rafael, non c'è un attimo di tregua, sbaglia il passaggio Rafael, rimessa per il Latina. Johnny va via il destro, Tondi in calcio d'angolo, altro tentativo da parte del numero 28 nerazzurro al 16° di questo primo tempo. Time out per Lorenzo Nitti. Richiesto da Linz Latina, situazione 2-1.
si riprenderà con un calcio d'angolo in favore della Latina. Gilò addosso a Rafael, resta in avanti la squadra di Nitti. Johnny punta Rafinha, Gilò sbaglia il passaggio per Aiello. Jelocic intercetta Johnny, sfera torna a Menichella, lancio sbagliato, rimessa laterale per il Rieti. Jelocic, Fortino, ancora l'ex Napoli, autore del gol che sta decidendo la gara. Palla splendida per Rafael Fortino, splendida azione Rieti. Al 17esimo arriva il 3-1 della squadra di Geffe. Il 3-1 del capocannoniere del campionato, che sale a 24 in stagione. Rafinha, Rafael, si chiude il triangolo con Fortino. Rafael, Jelocic, ancora Rafinha, Franco Jelocic, Fortino, lancio lungo sbagliato da parte del capitano e autore poco fa del 3-1. Maurizio Palmeggiani, ottima trama di Palmeggiani che poi si allunga la sfera. Jelocic, Rafinha, ancora il numero 19 che va da Tondi, spara via, rimessa per il Latina. Tony Vives appena entrato. Maurizio, Aiello, giocata di Tony, poi c'è Rafinha, riparte Rieti, 1-2 con Jelocic. Titon, ultimi 2 minuti di questo primo tempo. Titon, Rafinha, Lucayan la tiene, ottima giocata per Titon, poi Palmeggiani anticipa l'ex Genova. Rimessa in zona d'attacco per la squadra di Geffe. Jelocic se la porta sul destro addosso a Maurizio. Sbaglia tutto, Jelocic regala una rimessa alla Latina. Maurizio va da Tony Vives. Menichella, lancio sbagliato per il suo compagno Palmeggiani.
De Luca. Ancora l'ex Napoli, Lukajan Titon. 1-2 che non si chiude con De Luca, la sfera torna a Menichella dopo l'ottimo intervento di Aiello. Ancora Tony Vives, lungolinea per nessuno, c'è Lukajan, la deviazione di Titon, ottima parata di Menichella. Vedete, ad un passo dal 4-1. Noi siamo giunti quasi all'ultimo minuto di questo primo tempo. Palla al centro, Titon non riesce a calciare, Maurizio per Aiello che perde palla, attaccato da Lukajan, ancora Lukajan, sempre Aiello. Menichella evita la rimessa, spara via, palla per Tondi, ultimo giro di lancette. 3-1 per la squadra di Geffe. Ultimo minuto del primo tempo. Tondi, c'è Titon che si accentra, ancora Titon. De Luca, Maurizio, attaccato da Lukajan, c'è Palmegiani, poi Menichella, Tony Vives, Aiello, Maurizio, Palmegiani rientra sul destro, poi ancora Maurizio, Aiello, 25 secondi, Palmegiani, salta De Luca, Palmegiani, palla che lambisce il palo, termina sul fondo. Ultimazione di Palmegiani. Tondi, lancio per Lukajan che lotta con Rabal, alla meglio Lukajan, palla per Rafinha, 4-1. Rieti con il gol di Rafinha Rizzi. Situazione 4-1. Ha lottato alla grande Lukajan, ha servito un cioccolatino a Rafinha che sotto porta non ha sbagliato. Rabal, Aiello, Palmegiani il destro, palla alta e finisce il primo tempo. 4-1 per il Rieti. A tra poco per la ripresa, sempre in diretta qui dalla Pala Bianchini.
Tutto pronto per la ripresa con il Rieti che conduce per 4-1 e attaccherà da destra verso sinistra. Latina da sinistra verso destra, il pareggio illusorio momentaneo di Jander, poi il +3 della squadra di Rieti. Intanto il destro di Jander che viene anticipato all'ultimo secondo da De Luca. Grande occasione per il Latina. Ancora rimessa per la squadra di casa. Lo Cicero va via, Lo Cicero il destro addosso a Rafinha. L'ultimo tocco è del capitano del Lynx Latina e sarà rimessa dal fondo per Tondi. De Luca, Titon, Rafinha, ancora Titon, ottimo il controllo, poi Massimo De Luca, sbaglia intanto Titon, Rabl non riesce Jander a tenerla in campo. De Luca, Rafinha, Titon, ancora De Luca di prima per Lucayan, passaggio sbagliato da parte di Massimo De Luca, rimessa in favore della Latina quando è già trascorso il primo minuto di questa ripresa. Rabl, ancora Jander, Gilo, Lo Cicero, Gilo va via, Gilo, intervento perfetto sulla palla, pulito di Lucayan, rimessa per il Latina. Intanto il tentativo di Lo Cicero, l'ultimo tocco è di Rafinha. Lo Cicero, Gilo va via, il destro, palla al centro con Jander che aveva chiuso il palo, passaggio arretrato da parte di Gilo, rimessa in favore del Rieti. De Luca, Rafinha, ancora per De Luca, Rafinha attaccato da Jander, torna da Tondi, palla per Titon, ultimo tocco è di Gilo e quindi riparte De Luca. Rafinha, Lucayan, ottima palla per Titon, Menichen anticipa tutti e la mette fuori. Va via Rafinha, Menichella in calcio d'angolo. De Luca, ci prova Rafinha, palla alta. Jander, Rabal, l'ultimo tocco è di De Luca. Lo Cicero, Gilo, va via Lo Cicero che però se la allunga troppo. Tondi, De Luca, Rafinha, Lucayan attaccato in maniera irregolare da Gilo, primo fallo di questo secondo tempo lo ha commesso il portoghese del Latina. Intanto riparte il Rieti con
Titon. Rafinha. De Luca. Va da Lucayan. Controllo non perfetto. C'è Menichella. Lo Cicero. Gilo. Cicciolo Cicero. Gilo. Rabal la mette fuori Lucayan. C'è Rafinha, ancora Lucayan. Gilo, istirata, serve Rabal che si gira, destro piazzato, Lucayan recupera la sfera e riparte. Esce giallo. Aspetta. E intanto l'errore di Rafinha, rimessa per il Latina. Gilo. Lo Cicero. Ancora per Gilo. Rabal. Ottima palla per Jander. Tondi ci mette una pezza. Palla fuori per Gilo che esagera, c'è Fortino, poi Gilo recupera e anticipa il capocannoniere capitano del Rieti. Intanto il tentativo di Fortino con la risposta di Menichella. Ancora Rieti, De Luca, palla fuori, c'è Rafinha attaccato da Johnny, torna da Tondi. De Luca. Fortino, l'anticipo di Lo Cicero, ancora Fortino che lascia scorrere. C'è rimessa in favore del Rieti. Iavironi. Fortino. Ancora Iavironi, pressato, perde palla. C'è Lo Cicero, il destro, calcia male, il capitano del Latina, rimessa dal fondo per i Rieti. Intanto il lancio con Menichella che anticipa ancora tutti. Iavironi. Rabal addosso a Jelovcic, autore del 2-1 che ha un po' spaccato la partita in un momento dove il Latina aveva trovato il gol del vantaggio, era in fiducia. Franco Jelovcic ha subito spento gli entusiasmi della squadra di Nitti. Lo Cicero, va via Rafael. Iavironi 5-1 al quinto. Il gol di Iavironi. Quinto gol del Real Rieti. Iavironi. Si allarga la forbice, più 4 per la squadra di Geffe. Johnny Greco si complica un po' la vita ma torna da Rabal. Ancora Greco che va via. Non c'è fallo secondo gli arbitri. Iavironi, Rafael, Jelovcic, ancora Iavironi, Fortino, ottima trama del Rieti. Fortino, Iavironi, dosso a Johnny.
Ci prova Franco Jelovcic con il tocco di Palmegiani appena entrato, calcio d'angolo quando siamo giunti al quinto minuto, stiamo entrando nel sesto. 5-1. Intanto ancora Jelovcic, resta in avanti Rieti. Ci prova Fortino, calcia alto il giocatore capitano del Rieti. Johnny esagera, Rafael recupera, ancora Johnny, la recupera, va via Johnny, palla per Greco, il tocco di Rafael. Greco, Maurizio lotta con Rafael, rimessa in favore dei Rieti con Tondi pronto alla battuta. Jelovcic, ottima palla per Rafael, palla sul fondo, Rieti ad un passo dalla 6-1 con il numero 11. Menichella, Greco, Palmegiani, Johnny, Greco, recupera gli Aviloni, Jelovcic, ancora Rafael, ottimo l'intervento di Greco, calcio d'angolo per i Rieti. Gli Aviloni, Jelovcic, Tondi, spara via Tondi, Maurizio, Johnny di prima, la recupera Jelovcic, gli Aviloni, ancora Rieti in possesso, giocata di gli Aviloni che va via per Fortino che non riesce ad agganciare. 13:47 da giocare, 5-1 Rieti. Maurizio, Johnny, Maurizio, Greco, intercetto di gli Aviloni, palla che però va a Menichella. Lancio lungo, colpo di testa di Fortino, angolo per la squadra nerazzurra. Palla fuori, ancora Johnny al volo, palla alta. Tondi, Fortino, Rafael, Jelovcic, va via Johnny, ancora Johnny, palla che lambisce il palo. C'è stata una deviazione, calcio d'angolo, ci prova Greco, palla alta. Jelovcic, Fortino, ancora Franco Jelovcic, palla per gli Aviloni che non riesce a calciare. C'è Menichella, ancora Johnny, settimo minuto di questa ripresa. Lo Cicero, Aiello, Palmegiani addosso a Fortino. Aiello, Lo Cicero, ancora Aiello,
punta Iavironi, spara via. Ottima la pressione di Iavironi, che poi esce per far posto a Rafinha. È rientrato anche Titon al posto di Rafael, pronto anche De Luca. Titon se la porta sul destro, gran gol di Titon, che segna un'altra doppietta qui alla Pala Bianchini. 6-1. Per il Real Rieti Titon 6-1. E arriva il punto esclamativo del Rieti con la doppietta di Titon. 4 gol in 2 partite qui al Pala Bianchini per il giocatore ex Genova. Lo Cicero, Aiello, ancora Johnny, la recupera Luca Ian, che non la tiene in campo. Sarà davvero interessante vedere questa corsa a 3 tra Pesaro, Acquasapone e Rieti che si è rinforzato a dicembre. Gli acquisti di Titon e Luca Ian hanno dato quel quid in più alla squadra di Geffe, che dopo l'addio di Duda si è rinforzato e rafforzato. Si avvicina alla 9ª vittoria consecutiva per il team del presidente Pietro Paoli. Intanto Johnny, l'imbucata per Jander. Johnny, l'interdizione di Rafinha. Palla fuori, c'è Lo Cicero, il destro, la deviazione proprio di Jander, il colpo di testa di Aiello, poi Johnny, Rafinha con l'aiuto di Titon, ancora Lo Cicero che lascia scorrere la rimessa, e per il Latina 11:39 al termine del match. Jander, Johnny, tocco sotto, Aiello, Johnny, il sinistro sul fondo. Lancio di De Luca con Johnny che lascia scorrere Menichella. Aiello, Johnny, tocco per De Luca, sbagliato, poi Fortino, ancora per De Luca. Rafinha, palla fuori, gioca sul velluto il Rieti, forte dei 5 gol di vantaggio, forte soprattutto di una rosa di una qualità clamorosa. Menichella, Jander, Lo Cicero, ancora Jander, Johnny, salta De Luca, fallo di De Luca, primo fallo di questa ripresa per il Rieti, secondo in totale. Partita abbastanza corretta, nessuno ha ammonito fin qui. Johnny va via, ancora Johnny, ottima giocata. Rafinha anticipa Lo Cicero, angolo per il Latina che vuole chiudere comunque con dignità e a testa alta. Johnny, palla fuori, Lo Cicero, Gilot, Lo Cicero, Gilot, Johnny, ancora Lo Cicero che va via, il destro
Tondi in calcio d'angolo. Gilo, lo Cicero, c'è Johnny, il sinistro, la deviazione di Rafinha, angolo ancora per il Latina, 10 al termine. Palla fuori, ancora Johnny di prima, Gilo, lo Cicero, Titon ci mette una pezza. Intanto richiamo da parte dell'arbitro Ferraioli a Titon. Johnny, Gilo, ancora Johnny, Jander, 10 minuti alla fine della partita. Gilo, l'intercetto sempre di Rafinha che ovunque. 9,51. E intanto entra Paolo Carnali. Un bel applauso, il migliore dei servizi di campo si chiama Paolo Carnali. Storico Paolo Carnali. E intanto il presidente Pietro Paoli con il DG Pietro Foderini in tribuna si godono i loro Rieti ad un passo dalla 9ª vittoria consecutiva. Rafinha, rimessa per il Rieti. Titon, Rafinha di prima per Lucayan che non riesce ad evitare la rimessa. Jander, lo Cicero va via, tocco per Gilo. La recupera Lucayan che va via, Lucayan, palla per Titon che sbaglia il primo controllo. Si salva il Latina. Jander, Johnny, ancora per Jander, 1-2 che non si chiude, grazie sempre a Rafinha, ovunque. Un giocatore stratosferico, Rafinha, che poi esce. Problemi intanto per Lucayan. Si rialza Lucayan, mancano esattamente 9 minuti al termine del match con il Rieti in pieno controllo, 6-1 dopo il pareggio illusorio da parte del Latina con il gol di Jander. Si è allargata la forbice tra il primo e il secondo tempo. Gilo, il mancino con la deviazione da parte di Romano col numero 7 appena entrato. Gilo alla battuta, lo Cicero anticipato da Fortino. Gilo, Rabl, Menichella, lancio lungo con Tondi che anticipa lo Cicero. Jelovcic, Fortino, palla fuori. Gilo,
Lo Cicero, Gilo, ancora per Lo Cicero, l'intercetto di Jelocic che va da Titon, palla per Fortino che sfiora il gol del 7-1. Menichella, Rabl, Gilo, Lo Cicero, passaggio sbagliato per Rabl, palla per Tondi, Jelocic, Titon, 1 contro 1 con Gilo, ottimo intervento di Gilo, poi Titon torna da Jelocic, ancora Fortino, Gilo recupera palla, c'è Lo Cicero, poi Rabl, la giocata di Rabl che lotta con Romano, rimessa che non c'è, la palla in campo, Lo Cicero addosso a Jander, ultimo tocco però è di Jelocic, angolo per il Latina. 7:41 al termine. Intanto Lo Cicero schiacciato sul fondo. Tondi, Fortino, Raffaella, ancora Fortino, Romano, Jelocic addosso a Jander, rimessa per Rieti. Fortino, Romano, Fortino, Jelocic, ancora per Fortino, recupera il Latina con Maurizio, Lo Cicero lotta con Franco Jelocic che la recupera e riparte, poi la riperde, fallo netto di Lo Cicero, secondo fallo per il Latina. 6:56 da giocare. Tanto Lo Cicero anticipa Raffaella. E intanto Romano, sul suggerimento di Raffaella, non impatta la sfera. Menichella, anticipato Palmegiani, c'è Annunziata che torna da Menichella, lancio lungo, palla fuori. Romano, Fortino, va via Fortino che poi perde il contatto con la sfera. 1-2 tra Maurizio e Rabal, fallo di Fortino che chiede scusa, secondo fallo anche per il Rieti. Annunziata, tocco di Fortino, rimessa. Annunziata, ancora Maurizio, poi Rabl che alimenta l'azione offensiva del Latina. 6 minuti esatti al termine della partita. Intanto il passaggio sbagliato di Palmegiani, rientra Iavironi al posto di Fortino. Rafael Jelocic lungolinea per Romano che va via, la parata di Menichella.
tentativo di Rafael che va ad un passo dal 7-1, ha calciato male il numero 11 Palmegiani. 1 contro 1 con Jelocic, va via Palmegiani, palla fuori, rimessa per Rieti. Lancio con Menichella che anticipa tutti, lotta Palmegiani in maniera legale. Primo tocco di Iavironi. Time out per Lorenzo Nitti. Time out richiesto dalla panchina del Lynx Latina, 5 minuti e 34. Le indicazioni da parte di Nitti, vediamo se opterà per il power play. Si riparte. Palmegiani sta indossando la maglia della portiere di movimento, quindi sarà 5 contro 4 per questi ultimi 5 minuti. Rabl si gira Jander, la deviazione di Jelocic. Eccolo qui, Palmegiani. Johnny, Palmegiani, lo Cicero. Palmegiani. Johnny. Ancora Johnny. Lo Cicero. Johnny. Jander. Ci prova lo Cicero, la deviazione di Rafinha. Johnny lotta con Fortino, Johnny se la trascina fuori. De Luca sbaglia a sua volta. Siamo quasi agli sgoccioli, rientra Palmegiani, Jander, lo Cicero, Johnny, pressione altissima dei Rieti. Sbaglia Johnny. Lo Cicero preferisce la rimessa, ancora Jander. Sbaglia, c'è Rafael, Johnny sulla linea di porta. Rabl ci prova Tondi, spara via. Addirittura nel pubblico. Lo Cicero. Johnny. Jander. Ancora lo Cicero. Rabl, 4 minuti al termine del match. Johnny. Di prima Johnny.
Jander, Palmegiani, la parata di Tondi che poi calcia addosso a Palmegiani nuovamente, la porta è ancora vuota, rientra Menichella. Ottimo l'intervento di Lo Cicero. Rabl, De Luca, ancora l'intercetto di Rabl, c'è De Luca ancora che alimenta Rafael, Rafinha, tocco di Rafael, De Luca. 3 minuti al termine del match, possesso prolungato da parte del Rieti. Rafael, Rafinha, Fortino, De Luca, sbaglia il controllo, rimessa in favore della Latina. Johnny, Palmegiani, ancora Johnny, Lo Cicero, Johnny, Lo Cicero, Palmegiani, Rabl, fallo di Fortino su Rabl, 2:21, terzo fallo, batte subito il Latina. Palmegiani, Lo Cicero, Rabl, l'intercetto di Rafinha, la porta è vuota, Fortino, la doppietta di Robocop, Fortino, 7-1, Rieti. Links Latina 1, Real Rieti 7. Errore impostazione, ne approfitta Fortino. Che allunga a 6 reti di vantaggio. Johnny, Lo Cicero, ultimi 120 secondi del match. Intercetto di Rafinha. Johnny per Jander. Time out anche per Rieti. Time out richiesto dal Real Rieti. Rimessa per il Rieti con Tondi che va da De Luca. Titon, rimessa per il Latina, rientra Palmegiani, vuole chiudere comunque col quinto uomo Nitti. Jander, Johnny, Aiello va via, Aiello, tocco per Lo Cicero, intercetto di, neanche a dirlo, di Rafinha. Intanto cartellino giallo
per gli Avironi. Primo monito del match. Johnny. Aiello. Lo Cicero. Ancora Aiello. Johnny. Aiello. Johnny. Jander. Il destro di Jander. Poi Lo Cicero. Ancora Lo Cicero. Tondi. E Latina meritava almeno un gol. Ultimo minuto della partita. Ultimo giro di lancette, come ha anche ricordato Peppe Baratta, speaker ufficiale del Lynx Latina. Johnny. Aiello. La giocata di Lo Cicero sbagliata. Rientra Menichella. Tondi, lancio lungo, troppo lungo, c'è Menichella. Johnny. Aiello. Lo Cicero. 1-2 che non si chiude. Fortino. Titon va via ancora. Titon. Palla sull'esterno della rete. Menichella per Lo Cicero. 30 secondi al termine. Il destro di Ciccio Lo Cicero. La parata di Tondi in calcio d'angolo. Rientra Palmeggiani. 5 contro 4. Johnny. Aiello. Johnny. Jander. Il salvataggio. E poi il tentativo e il gol da parte del Rieti con Titon che si porta il pallone a casa. 8-1, tripletta per Titon. Tiene palla il Latina. E finisce la partita con la vittoria, la nona di fila per il Rieti, che espugna il Palabianchini per 8-1. Ci rivediamo martedì 10 marzo per il turno infrasettimanale al Palabianchini. Arriverà la Feldi Eboli.